Si torna in campo il campionato allievi provinciali messinese dopo il turno di sosta. Al Gardesport di Mili Marina si affrontavano Real Ritiro e Valdinisi, padroni di casa reduci da 2 sconfitte consecutive, l'ultima maturata sul campo di Nicola Bonanno dell'Annunziata per 3-0 contro la Messana. Nel recupero della 10ª giornata cercano punti necessari per accedere alla fase finale playoff. Ospitano quest'oggi però la capolista del girone Valdinisi, che nell'ultima uscita ha vinto lo scontro diretto contro lo Sporting Atene, che gli ha permesso di volare a +6 sulla seconda forza del campionato. Dirige l'incontro il signor Gianmarco Barrile della sezione di Messina. Dando un'occhiata ai 22 che si sono affrontati in campo, troviamo per il Real Ritiro Cardia, Lamantia, Di Pietro, Surace, Gemelli, Ruggeri, Paladino, Rosano, Calabrò, Leanza e Calascione. Risponde il Valdinisi con Lipari, Verachtert, Fiumara, Roberti, Lisa, Mangano, Cintorrino, Trimarchi, Rasconata, Villa e Di Ciuccio. Maglia bianca con inserti rosso-blu per il Real Ritiro, completo blu con inserti bianchi per il Valdinisi, che gestisce il primo possesso e dopo 2 minuti ha subito una clamorosa occasione. Pregevole stop al volo del numero 7 Giovanni Cintorrino, che prova a scagliare il destro verso la porta difesa da Cardia, che a seguire dovrà anche esaltarsi. Infatti il suo riflesso felino nega la gioia del gol al classe 2001 Mattia Trimarchi. La risposta del Real Ritiro dall'altro lato in questo tentativo dalla distanza di Leanza, che prova a liberarsi al tiro, lo fa al meglio ma poi il suo tentativo risulta debole. Ancora Valdinisi in avanti, sempre da calcio piazzato, si rende pericolosissima la formazione di mister Miuccio, colpisce la traversa in un primo momento per poi ribadire in porta il pallone del vantaggio con il numero 8 Mattia Trimarchi, che batte per la prima volta Cardia. Va a festeggiare con tutti i componenti della propria formazione. Dall'altro lato il Real Ritiro però un'occasione clamorosa. Calabrò infatti va via sul binario destro, mette dentro l'indirizzo di Leanza e si fa rimpallare il possibile pallone del pareggio. Valdinisi che torna in avanti sempre da calcio piazzato, il destro di Cintorrino non è deviato da nessuno e termina direttamente alle spalle di Cardia. Dopo 20 minuti è già 0-2 per la capolista. Sta passeggiando sul sintetico il Gardesport di Mili Marina grazie alle reti fin qui di Trimarchi e Cintorrino. Arriva anche il primo cambio per mister De Francesco con Paladino, che lascia campo a Giovanni Bugalo al 30° minuto di gioco. Ancora questa volta in verticale il Valdinisi ha una buona occasione, deve fare una scampagnata fuori dalla propria area di competenza Cardia per sventare il pericolo, e a seguire duplice fischio del direttore di gara Barrile, che manda le squadre a riposo sul parziale di 0-2. Decidono fin qui le marcature di Trimarchi e Cintorrino. Si torna in campo, il Real Ritiro ora è chiamato a un'impresa. Contemporaneamente si sta giocando la gara da Sporting Atene e Sporting Barcellona. Avrà subito una buona occasione ma si alza il braccio del direttore di gara a indicare la posizione di offside. Valdinisi, che allora dall'altro lato si rende ancora pericoloso, qui è attento nella sua diagonale difensiva il classe 2002 Filippo Gemelli. Ci provano ancora gli aquilotti del presidente Tavilla, sempre col pelo numero 10 Leanza, che non è per niente in giornata quest'oggi. Il suo tentativo si spegne ancora una volta sul fondo. Dall'altro lato Valdinisi, che trova la terza realizzazione di giornata con Francesco Ismaele Mangano. Infatti il classe 2002 è il più lesto questa volta a deviare il solito cross educato di Giovanni Cintorrino. Va a festeggiare con tutta la panchina. Altro cambio intanto per mister De Francesco, un Calabrò che lascia spazio a Giuseppe Arena, classe 2001. Ci prova nel finale a rendere il risultato meno pesante ancora con Leanza, che non riesce nemmeno quest'oggi a trovare la via del gol. Nel finale solida girandoli di cambi con Micali, Arena, Romeo e Valveri che entreranno in campo. Arriverà però solo il triplice fischio del direttore di gara. Termina al Gardesport di Mili Marina, game over. Real Ritiro Valdinisi termina per 0-3 grazie alle marcature di Trimarchi, Cintorrino e Mangano. Valdinisi e così si assicura la vetta del girone in vista delle fasi finali. Real Ritiro può comunque festeggiare, infatti contemporaneamente l'Atene ha battuto lo Sporting Barcellona e gli assicura così l'accesso alle fasi finali. Un saluto da Claudio Costanzo e al prossimo servizio.